Venerdì 25 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco andremo da Lorena per leggere i quotidiani regionali, intanto i nostri servizi. Ieri sera messa in suffragio di Papa Francesco a Palermo, l'arcivescovo Corrado Lorefice durante l'omelia ha ricordato una delle esortazioni del pontefice, volgere lo sguardo verso i trafitti della storia. Commozione e tanta partecipazione alla cattedrale di Palermo per la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice in suffragio di Papa Francesco. Un momento di intensa spiritualità che ha visto raccolta oggi pomeriggio l'intera chiesa palermitana, unita nella preghiera e nella memoria per il pontificato di un Papa che ha lasciato un segno profondo. Ringraziamo il Signore per gli innumerevoli doni che tramite questo suo servo fedele ha elargito al popolo cristiano. Tutti abbiamo sempre pensato a lui come all'uomo buono, fraterno e paterno, l'uomo comprensivo e aperto che avremmo voluto incontrare, ha detto l'arcivescovo Lorefice durante l'omelia. Anche coloro che non mettevano in pratica i suoi insegnamenti di disarmo, di pace, di attenzione, agli ultimi lo rispettavano, lo ritenevano un uomo buono che amava e lavorava per l'umanità. Ci ha invitati sempre e ci ha mostrato come attuare le parole del Signore, volgere lo sguardo verso i trafitti della storia, coloro che nessuno vede, ha sottolineato l'arcivescovo. Questo è stato uno dei grandi insegnamenti evangelici di Papa Francesco, vedere chi non è visto. Con cuore pentito invochiamo Cristo Gesù, nostra vita e risurrezione, e riconosciamo il nostro peccato per accostarci degnamente alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Allora andiamo subito ai quotidiani. Lorena, immagino che l'omelia di Lorefice, ma insomma la partecipazione ieri in cattedrale a Palermo sia su tutti i quotidiani stamattina. Sì, la troviamo soprattutto nella pagina di Palermo del quotidiano La Repubblica. Ecco qua il titolo in prima pagina: l'addio a Bergoglio nella cattedrale gremita. Ha ragione Don Corrado quando dice all'omelia, Corrado Lorefice, e tutti abbiamo sempre pensato a Papa Francesco come all'uomo buono, fraterno e paterno che avremmo voluto incontrare. Una cattedrale gremita come non si vedeva da anni, manco un posto seduti a terra si trova a Borbotta un anziano signore. Insomma, è come se non si commemora un Papa sull'altare, ma un amico, un fratello. Ed ecco qui ci sono le testimonianze dei tanti che hanno voluto partecipare. Per me era un amico a cui chiedere aiuto nelle preghiere di ogni giorno. Sorride un giovane papà che è arrivato in chiesa con i suoi 2 bambini. Per me era un compagno di viaggio e di sofferenza, sussurra e lacrime una donna di mezza età che porta in testa un fazzoletto per coprire i segni della chemioterapia. Per me era come un padre, dice una ragazza che si è seduta all'ultima fila. Le sue parole erano sempre cariche di speranza. E ancora le parole dell'arcivescovo Lorefice, parole accorate: anche coloro che non mettevano in pratica i suoi insegnamenti di disarmo, di pace, di attenzione agli ultimi lo rispettavano, ha detto, l'abbiamo ripetuto anche nel nostro servizio, lo ritenevano un uomo buono che amava e lavorava per l'umanità. Ecco perché tanto affetto, tanto amore per questo Papa. E ancora qui vediamo questa foto di una cattedrale gremita. A te, Angelo. E adesso voltiamo pagina, torniamo ad occuparci del femminicidio di Sara Campanella. Dal carcere Stefano Argentino, il suo assassino, dice all'avvocato, al suo avvocato: quel giorno ero fuori di testa. Sono per l'appunto queste le parole affidate al legale. Non so come tutto questo sia potuto succedere, non mi so dare una spiegazione, forse non c'è neanche una spiegazione quantomeno razionale. Riavvolge il nastro di quella sera Stefano Argentino in carcere per il femminicidio di Sara Campanella, uccisa a Messina il 31 marzo scorso perché rifiutava le sue avance, e affida al suo legale, l'avvocato Giuseppe Cultrera, parole dal carcere. Più che rifletto da solo con me stessa, ha detto il giovane, più arriva ad una sola conclusione: quel giorno ero fuori di testa, un uomo razionale non può spingersi a tanto, ho sempre sognato di costruire qualcosa con Sara, invece ho compiuto il gesto peggiore che si possa rivolgere ad una persona, ad una donna. È da giorni che pensa a quello che sta passando la famiglia di Sara per colpa mia, avrebbe detto ancora Argentino al suo legale.
Da giorni penso di chieder loro scusa per ciò che ho fatto, ma so che sono l'ultima persona al mondo che vorrebbero sentire parlare o di cui vorrebbero leggere. Non riesco a pensare a nulla, aggiunta ancora il legale riportando le parole del giovane in carcere. Non riesco a pensare con lucidità a tutto quello che mi è passato per la testa, gli ultimi atti. Qualcosa dentro di me non ha funzionato. E poi il perdono forse non è umano ed è giusto così, ma spero che almeno Dio al suo cospetto mi perdoni quello che una parte di me, la peggiore, ha fatto. Non ho altre parole, so che i miei pensieri non interessano a nessuno perché fuori da queste quattro mura sono e sarò sempre il male, l'omicida, le parole che ha riferito il legale di Argentino. Allora, Lorena. Sì, ecco, queste parole vengono riportate anche sui quotidiani regionali, le troviamo ad esempio sul Giornale di Sicilia, c'è la sua spiegazione: quel giorno ero fuori di testa, ha detto Argentino, che prova a modo suo appunto a chiedere scusa alla famiglia della ragazza, ma i genitori della studentessa hanno già rigettato le scuse, anzi non hanno neppure voluto leggere la loro lettera, dice l'avvocato Concetta Latorre. L'omicidio ha anche detto di non riuscire a spiegare il suo gesto, ero fuori di testa. E a Palermo intanto si susseguono le iniziative per ricordare la giovane uccisa a Messina. Alla Vucciria un lenzuolo riporta la frase della ragazza, e lo troviamo anche sulla Gazzetta del Sud con qualche altro dettaglio. I genitori di Sara non hanno voluto leggere la lettera, le scuse sono tardive. E poi dice ancora l'avvocata Cettina Latorre, anche il termine scuse mi pare inappropriato vista l'atrocità di quanto accaduto, quindi lettera rispedita decisamente al mittente. Adesso un altro grave fatto di sangue che coinvolge giovanissimi: resta in carcere il 22enne che ha confessato di avere ucciso il giovane 17enne di Francofonte, Nicola Lucifora. Sta collaborando adesso con gli investigatori e dice che non voleva uccidere, ma si è soltanto difeso da una aggressione. Possiamo confermare che il movente non è sicuramente di natura passionale, non possiamo parlare di gelosia o quant'altro che si possa avvicinare a questa tematica. Nonostante ciò, Francesco Milici resta in carcere. Dopo l'udienza di convalida, il GIP ha confermato la custodia cautelare. Secondo la versione dell'assassino reo confesso, però, avrebbe ucciso il 17enne Nicola Lucifora per legittima difesa. Sarebbe stato minacciato già nel pomeriggio di sabato mentre era al lavoro. Poi, la sera, quando era in un locale con la fidanzata, avrebbe incontrato Nicola, che era insieme ad altre 3 persone. Una di loro lo avrebbe colpito al volto con un tirapugni. Da lì la difesa con un coltellino. Il Milici, subito dopo l'aggressione, ha chiesto aiuto, ha chiesto soccorso, ha subito chiamato la mamma. La mamma si è precipitata subito sul luogo e l'ha portato e l'ha condotto subito in ospedale. Lui dice che non voleva uccidere, ma soltanto difendersi. Intanto sta collaborando con gli inquirenti, raccontando ogni dettaglio. Nell'udienza di convalida, durata più di un'ora, ha rivelato nuovi particolari. Oggi ha aggiunto un altro importante tassello alle indagini, perché proprio ha voluto riferire tutta la verità, o almeno quella che lui comunque vuole porre al vaglio degli inquirenti. L'accusa è di omicidio volontario, fino ad ora senza l'aggravante della premeditazione. Martedì, con l'autopsia al Policlinico di Catania, si scoprirà come è morto Nicola, poi i funerali. Altra brutta storia che coinvolge giovanissimi, questa. Sì, giovanissimi sempre più spesso purtroppo protagonisti al centro di fatti di cronaca, e qui in questo caso stanno venendo fuori 2 versioni ovviamente contrastanti, fra loro contraddittorie. Ieri c'è stata appunto la difesa di quello che è considerato appunto l'assassino, Milici, che ha detto di essere stato minacciato. Intanto appunto ha fatto sgomberare il campo dall'ipotesi della ragazza contesa, e questo ragazzo di 22 anni, lo leggiamo sulla Sicilia, avrebbe detto al magistrato di essere stato minacciato. Gli inquirenti continuano a scavare nel passato per capire il rapporto che ci fosse tra la vittima e l'omicidio e trovare riscontri a questa ricostruzione. Pare che Nicolò Lucifora, la vittima, e un altro giovane avrebbero inviato al telefonino dell'indagato dei messaggi minacciosi, tra cui anche di morte, e gli stessi avvocati difensori stanno sostenendo che Nicolò e un suo amico avrebbero cercato l'assassino
continua anche nel suo luogo di lavoro, una barberia, un salone per uomo che si trova a nord della città. Una spedizione che non ha sortito risultati, non trovando Milici al lavoro. Col passare delle ore si indeboliscono le voci di popolo che parlavano di una ragazza contesa, mentre prende sempre più corpo il fatto che la sera di Pasqua a tendere la trappola del locale per colpirlo fossero state più persone. Questo finora è quello che gli inquirenti sono riusciti a ricostruire il quadro attorno a questo omicidio. E ora ci occupiamo di nuovo di truffe agli anziani. Da Napoli alla Sicilia, nella banda che è stata sgominata c'era anche un sedicenne. La centrale di questo raggiro era in Campania, le vittime a Caltagirone, nel Catanese. 2 arresti e anche una denuncia. La Campania e la Sicilia unite stavolta non per il comune glorioso passato storico, ma per una più prosaica e meno edificante linea di truffe agli anziani. Le vittime erano di Caltagirone, il blitz è scattato a Napoli, nel quartiere Stella. Dite alla signora che sono l'avvocato, ma ad aprire la porta sono i carabinieri che scoprono un vero e proprio quartiere generale del raggiro. Giovani truffatori di 26, 25 e addirittura 16 anni, quest'ultimo incensurato. Davanti agli investigatori provano a disfarsi delle prove, ma è inutile. In un tavolino dell'appartamento i militari trovano 5 telefoni cellulari, un numero ricorrente e appunti con indicazioni su come raggirare le vittime. C'era l'indirizzo della caserma dei carabinieri di Caltagirone, i numeri di telefono delle persone prese di mira, annotazioni che riguardavano la loro sfera personale, come ad esempio se c'era un parente defunto all'estero, figli, nipoti e via dicendo, per essere credibili. E poi un numero ripetuto più volte che iniziava con 0933, prefisso di Caltagirone. Visto tutto questo, i carabinieri di Napoli hanno contattato i colleghi siciliani e insieme hanno ricostruito la vicenda tra intrecci di telefonate e tentativi di imbroglio. In uno di questi, in danno a una ottantenne, i 3 malviventi decidevano di desistere perché per soli 230 euro non conveniva. Reati pianificati a centinaia di chilometri di distanza, sui quali le indagini continuano, visto che manca il tassello di chi sia il galoppino che avrebbe messo le mani nelle tasche degli anziani. I 2 maggiorenni sono stati arrestati mentre il sedicenne è stato denunciato. Tutti dovranno rispondere di truffa aggravata in concorso e le forze dell'ordine rinnovano l'appello: non fidatevi, perché le tecniche della truffa sono sempre più insidiose e articolate. È un malcostume questo che si allarga a macchia di leopardo. Sì, bisogna dire che i nostri anziani sono sempre più scafati, insomma un po' cominciano a sapersi difendere dalle truffe, perché c'è un martellamento da parte delle forze dell'ordine per questi vademecum che li mette in guardia e che noi ovviamente riprendiamo, ma fa impressione apprendere che queste truffe vengano pianificate a tavolino a centinaia di chilometri di distanza, in questo caso in Campania, da parte di vere e proprie organizzazioni. E pensate, ieri c'è stato appunto questo blitz, siamo sulla Sicilia, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia hanno puntato un appartamento, siamo a Capodimonte, un appartamento a piano terra con una porta blindata, i carabinieri attendono il momento opportuno, verificando che non ci siano altre vie di fuga, sono davanti al portone, la frase è inequivocabile: dite alla signora che sono l'avvocato, che è il gancio con cui appunto riescono a mettere in debolezza gli anziani. È il momento dell'irruzione, i carabinieri entrano in casa con non poche difficoltà, bloccano 3 persone che tentano di disfarsi delle prove, abbiamo visto si tratta di appunti che riguardano la sfera personale delle vittime, trovano 5 telefonini, fogli a quadretti, appunto tutto il kit, l'occorrente per truffare, frasi, parole, nomi di figli da ricordare, per non perdere il filo della conversazione, essere precisi, perché in questo caso l'abilità dei truffatori è quello di non lasciare neanche un secondo di tempo agli anziani per riflettere e riprendersi da quello che è considerato uno shock emotivo. Comunque diciamo che si moltiplicano queste operazioni tendenti appunto ad arginare questo fenomeno. Andiamo avanti allora adesso con la rassegna stampa, andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani regionali, ripartiamo da Repubblica Palermo che dedica l'apertura all'aumento della bolletta dell'acqua, acqua razionata ma più cara, aumenta il costo della bolletta, l'AMAP decide un incremento del 7% della tariffa a Palermo in provincia, il sindaco Lagalla dice sosteniamo gli investimenti contro le perdite nelle reti, la messa sul
naufragio di Bergoglio l'abbiamo vista poco fa, ma ci voglio tornare perché c'è una testimonianza particolare. Eccola qua, la troviamo a piede pagina, è l'intervista a Santino Di Matteo. Santino Di Matteo è il collaboratore di giustizia a cui è stato ucciso, sciolto nell'acido un figlio, mafioso stragista, che si commuove quando ricorda l'incontro con Francesco. È stato un grande uomo che ha parlato non soltanto alla Chiesa ma anche al mondo intero, dice Santino Di Matteo. Quando vi siete incontrati, gli chiede Salvo Palazzolo, nel 2018 racconta, eravamo una quindicina di persone, una piccola delegazione guidata dal sacerdote che aiuta ogni giorno nella sua attività di assistenza ai bisognosi. E cosa disse il Papa? Mi abbracciò ed ebbe subito parole di conforto. Ripeteva: devi avere coraggio, devi andare avanti nonostante il grande dolore che hai vissuto. E lei cosa gli disse? Gli raccontai della mia scelta di aiutare la giustizia a cercare la verità. E il Papa disse a Santino Di Matteo: hai fatto il tuo dovere, bisogna impegnarsi tutti contro la mafia. Gli assicurai che non mi sarei fermato, anche perché la mia scelta di cambiare vita è legata proprio alle parole di un altro Papa che ha segnato la storia. Il riferimento è al famoso intervento di Papa Wojtyla che nel 93 lanciò l'anatema, la scomunica ai mafiosi dalla Valle dei Templi. E poi gli chiedono: Papa Francesco voleva mettere per iscritto la scomunica ai boss, ma in Vaticano è stato frenato. Perché secondo lei? E lui dice: non mi stupisco, su tanti fronti l'hanno fermato, ma sono sicuro che il suo messaggio andrà avanti. Restiamo ancora sul tema dei funerali, della morte del Papa, perché c'è un'altra intervista interessante che è il lampedusano Francesco Tuccio, cosiddetto falegname del pontefice, che aveva un rapporto speciale con il Santo Padre, l'uomo che gli ha regalato la pastorale fatta con il legno dei barconi. Per tutti gli isolani il Papa, racconta questo falegname, era divenuto un punto di riferimento. Tuccio realizzò in quell'occasione anche altri oggetti come l'ambono usato dal pontefice per le letture, come altare c'era una barchetta in legno. Ricorda ancora nitidamente quando il parroco di allora venne da me per dirmi che avrei dovuto realizzare degli oggetti come il legno dei barconi dei migranti, come facevo da anni, ma non gli disse per chi, e poi scoprì che si trattava proprio del Papa. E ancora appunto parliamo poi del 25 aprile. Del 25 aprile, che è una festa, come sappiamo, divisiva e in questo caso poco conosciuta anche dagli studenti che oggi organizzano vari cortei. Si scopre che non sanno esattamente di cosa si parla perché a scuola insomma non si studia. Eccolo qua, il 25 aprile dei giovani: a scuola la resistenza non si studia abbastanza, così lontana e così vicina, vista da giovani del terzo millennio, ancora un'occasione di lotta per la libertà dei popoli. I più attivisti la contestualizzano nel conflitto in Palestina. La resistenza oggi è quella contro il sionismo di Israele, questa è la interpretazione che ne danno oggi molti giovani. E poi ci sono due casi di malasanità. Eccolo qua, il primo lo leggiamo sulla Sicilia. Dopo 40 giorni nessuna autopsia. Giuseppe Guastella morì dopo una diagnosi di diverticolite. Il legale della famiglia dice si rischia di compromettere l'accertamento delle cause della morte, per questo ci sono 28 indagati. E poi l'altro caso invece di una mamma di 37 anni, siamo su Repubblica, che è morta in corsia. Il dialogo shock tra i medici che dicono non dovevamo operarla. È una donna che è morta per le complicanze dopo un intervento in anestesia totale che non doveva essere operato. Una mamma di 37 anni che lascia 2 bambini. Repubblica riporta il dialogo tra il primario e il collega che ha operato la donna. I 3 discutono della tragedia. Non doveva essere operata, gli dice, dovevi puntare i pugni con l'anestesista per non farla addormentare, dice il medico che ha consegnato la registrazione al deputato regionale Ismaele Lavardera. Sì, questa è la mia angoscia, risponde il primario, confermando quindi questo sospetto. Il chirurgo rincara la dose rivolgendosi al collega che l'ha operata. Tu non la dovevi addormentare, gli dice, la facciamo in locale perché la paziente muore. E poi, minchia, morì, è morta, scusate la volgarità.
e anche noi ci scusiamo con voi. E poi veniamo alla tragedia del Besia, nel relitto andato a picco, ricorderete, durante l'estate, via al recupero. Arrivata la prima nave per portare lo scafo a galla. Prima di far risalire lo yacht in superficie bisognerà però segare l'albero. L'ispezione avverrà nel porto di Termini. Ci fermiamo qui, di nuovo linea ad Angelo Gagliano. Grazie Lorena, noi ci fermiamo per pochi minuti e torniamo fra pochissimo ancora una volta per continuare la nostra mattinata insieme. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità. Intanto vedete per l'appunto le immagini che arrivano dal centro di Catania, dalla via Vincenzo Giuffrida. Come vedete la giornata festiva ci mostra un traffico praticamente quasi inesistente, qualche auto comunque in uscita dalla città si vede, in entrata sono un po' di meno. Adesso andiamo da Lorena per riprendere la rassegna stampa, la lettura dei quotidiani, stavolta sono quelli nazionali. Sì, quotidiani nazionali ancora monopolizzati naturalmente dalla morte del Papa, dall'omaggio che l'Italia sta tributando da questo pellegrinaggio, oltre 100.000 persone che si sono recate a Roma. Domani ci saranno i funerali, ma intanto cominciano le, tra virgolette, trattative per il conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. E infatti il vertice di San Pietro titola Repubblica, potenti e poveri, domani uniti per i funerali di Francesco, poi il corteo a Passo Duomo verso Santa Maria Maggiore, stasera arriva Trump e tanti leader a Roma, dice il presidente americano, sarebbe bello incontrarli tutti, ci sarà anche l'ex presidente Biden. E chi sono questi potenti che si stanno riunendo? Ci sono i reali, lo vediamo in questa infografica di Repubblica, ci sono i reali, il principe William, Felipe di Spagna, Filippo del Belgio, e poi leader Trump, Zelensky, Macron, Milei, e poi ancora Sanchez, la von der Leyen, la Presidente del Parlamento Europeo, la Metsola, il Presidente tedesco Scholz, il Xi Jinping, insomma potenti e poveri insieme per Francesco, addio nel nome della pace, ma in piazza San Pietro ci saranno accanto ai potenti anche migranti, indigenti e trans, e proprio gli ultimi tanto amati dal Papa saranno loro ad accogliere la salma a Santa Maria Maggiore dopo il corteo nel cuore di Roma. E infatti dopo i potenti ci sono questi 100.000 che vogliono dare l'addio, era il nostro Papa, dicono. Stasera la chiusura del feretro, ieri ben 2 chilometri di fila per raggiungere la Basilica anche sotto la pioggia, e in tanti raccontano che erano stati in piazza anche quando venne eletto. E poi per la prima volta ci sarà questo corteo a Passo Duomo dal Vaticano al Sepolcro, e appunto la prima volta nella storia un carro funebre sfilerà per 6 chilometri nel cuore di Roma tra la gente assiepata dietro le transenne, misure di sicurezza naturalmente eccezionali e maxi schermi. E qui vediamo anche la procedura. La cerimonia si terrà stasera alle 20, cioè la chiusura della bara a San Pietro. Il rito sarà presieduto dal cardinale Farrell e sarà aperto un gruppo ristretto di persone. Poi prima della chiusura della bara una cassa di legno rivestita di zinco, e il volto del Papa Francesco sarà coperto da un velo di seta bianca. Fra poco chiedo alla regia, Sì. così magari se possiamo dare uno stacco su quanto sta succedendo adesso proprio all'interno della Basilica di San Pietro. Mentre leggiamo proprio queste notizie, chiedo alla regia di poter preparare le immagini in diretta proprio in questo momento. Esattamente, così vi possiamo anche documentare quello che sta accadendo. E poi un'altra curiosità, nella bara verrà posta una borsa con delle monete coniate durante il pontificato, e dentro la bara sarà appoggiato un tubo di metallo con dentro il rogito che racconta la vita del Papa. Anche il Corriere della Sera, 100.000 pellegrini per Francesco, folla di fedeli, domani i leader mondiali, ma come sempre spuntano i complottisti. Il Fatto Quotidiano dice invece troppi politici ai funerali, non abbiamo più posti, il governo invita i politici ad andare senza famiglie né scorte. Vediamo Quindi... le immagini allora, visto che le abbiamo, ecco quanto sta succedendo in questo momento all'interno della Basilica
di San Pietro, questo fiume di persone. Posso dare un dato. Secondo quelle che sono le ultime agenzie, la Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte, ha riaperto questa mattina alle 5:40 e dalla mattinata di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128.000 persone. Questo è quanto scrive un comunicato della Sala Stampa Vaticana. E quindi un numero che continua a salire. E mentre appunto gli italiani, tantissimi, rendono omaggio al Papa, spunta fuori questa sorta di complotto, lo tira fuori il Libero, il giornale di Vittorio Feltri, un complotto che ruota attorno al mistero dell'ora della morte. L'intervista del medico di Bergoglio ai tempi che non tornano, il rapporto del Vaticano e il racconto della sveglia alle 6, troppe versioni che fanno discutere il palazzo. E poi andiamo a vedere nel dettaglio, ecco qui, il mistero del decesso. A che ora è morto il Papa, il medico personale racconta che alle 5:30 il Santo Padre era già in coma, non c'era più nulla da fare, fonti del Vaticano parlavano di sveglia alle 6, mentre il comunicato ufficiale stabilisce la fine alle 7:35. Cosa c'è dietro? Diciamo, ci sono persone innamorate dei complotti e vedono complotti un po' dappertutto. Ma è sempre stato così, diciamo, tendenzialmente, quando poi la morte dei grandi... Esatto, fa suscitare più di un interrogativo e più di un dubbio. Ma vediamo invece, come dicevamo, si cominciano a aprire le trattative per il conclave. Idee diverse, ma troveremo una sintesi. Al via il 5 e il 6 maggio proseguono gli incontri tra i porporati. Abbiamo cominciato a discutere del futuro, anche se non siamo d'accordo su tutto. Dalla prossima settimana chiusi Musei Vaticani e Cappella Sistina. Su questo, proprio sul conclave, c'è appena adesso un'agenzia ANSA. Il cardinale Angelo Becciu conferma di ritenere di dover essere ammesso al conclave e afferma alla Reuters che il suo ruolo è cambiato da quello della sera del 2020, quando il Papa lo privò dei diritti del cardinalato, quindi in qualche modo chiede di poter essere di nuovo inserito, di fare parte del conclave, e decidono, dice, i cardinali. Questa è la situazione, quindi incominciano anche le polemiche, esatto. Le polemiche che non sono mai mancate. Ed ecco qua chi sono i papabili. Sapete che è un conclave con tante anime, c'è un'anima progressista, quella più vicina a Francesco, un'anima più conservatore. I conservatori cercano riferimento nel guineano Sara, nel tedesco Müller, nel congolese Ambongo. I progressisti guardano a maltese Greccia e l'argentino Fernandez, nomi che oggi non ci dicono niente, ma chissà se fra questi verrà fuori il Papa. Tra gli italiani c'è Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e poi Matteo Zuppi, segretario della CEI e arcivescovo di Bologna, e Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dell'Ordine dei Frati Minori Francescani, fra l'altro creato proprio da Papa Francesco. Chi sono questi cardinali? Le berrette rosse, così soprannominate, sono in maggioranza volti anonimi, ci dice il Corriere della Sera. Non si intravedono grandi figure in grado di polarizzare consensi. Cruciali diventano le riunioni preliminari, quelle che sono già in corso con i grandi vecchi. Sant'Egidio aspetta Papa Francesco II, più che aspetta si augura, spera, auspica che appunto venga nominato Zuppi, ma come leggiamo non c'è soltanto Zuppi. E poi invece oggi naturalmente è il 25 aprile, una data che negli ultimi tempi è diventata sempre più divisiva, accompagnata da polemiche. I cortei sono in programma, cortei un po' in tutte le città italiane, ma soprattutto a Roma e Milano. Allarme sicurezza per le tensioni su Gaza. Già ieri ci sono stati tafferugli alla fiaccolata di Torino. L'appello alla sobrietà firmato dal governo è quello a non rovinare la festa, evitare un favore alle destre da parte dell'ANPI, perché in questi cortei ci sono anche i pro-Pal milanesi, ovvero i pro-Palestina, con al seguito centri sociali e anarchici. Quindi un 25 aprile tondo, perché sono 80 anni segnati da polemiche come l'anno scorso, ma forse anche più dell'anno scorso. Il presidente Mattarello sarà a Genova, Meloni all'Altare della Patria,
Line a Milano. Ieri già i primi scontri a Torino tra antagonisti e polizia, e c'è stata anche la polemica in Parlamento perché il Presidente del Senato Ignazio La Russa aveva iniziato questo ricordo e la commemorazione da seduto, non si era alzato, e poi il vociare dell'Aula l'ha invitato ad alzarsi. E naturalmente, dicevamo, una data divisiva, da una parte i giornali di sinistra che ricordano questo anniversario della liberazione, e dall'altro i giornali di destra come La Verità, diretto da Maurizio Del Pietro, dicono 80 anni fa finiva il fascismo e cominciava l'antifascismo, 25 aprile la festa dell'ipocrisia, perché sostiene Belpietro che milioni di italiani si tolsero la camicia nera solo all'ultimo, cambiando casacca da camicia nera, diciamo travestiti un po' da antifascisti. Un'ultima prima pagina, non so se hai una prima pagina o un approfondimento. No, possiamo semplicemente vedere un po' ancora la questione internazionale che abbiamo messo da parte, ma la guerra in Ucraina continua, ci sono stati pioggia di missili e droni su Kiev e 12 morti e 90 feriti. Zelensky denuncia che è la Russia che sta cercando di fare pressione per arrivare ad un accordo anche a discapito dell'Ucraina. Grazie Lorena, fra poco chiaramente ti ritroveremo ancora nel corso della nostra mattinata. Adesso ci fermiamo, guardiamo le previsioni meteo e poi con noi il primo ospite di questa mattina. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un nuovo impulso instabile porterà dei fenomeni principalmente lungo il comparto adriatico, con qualche rovescio localizzato anche sulla dorsale appenninica, meglio invece sul resto del territorio. E in Sicilia dunque l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo un venerdì 25 aprile con prevalenza di sole e stabilità. Temperature massime diurne che saranno tutto sommato gradevoli, valori che localmente raggiungeranno i 21-22 gradi. E per quanto riguarda poi la giornata di sabato non abbiamo nessuna variazione, contesto anticiclonico sole protagonista, con venti che a tratti risulteranno sostenuti specialmente sulle zone costiere. Temperature massime diurne stazionarie localmente saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e ringrazio per essere con noi oggi il dottore Giuseppe Caudullo, è un commercialista. Sì. Perché stamattina parliamo di bonus 2025, perché la nuova finanziaria ha mantenuto, diciamo, questi bonus, poi magari vediamo se ce n'è qualcuno che manca rispetto agli altri anni, però ce n'è uno in particolare, che è il bonus quello per i nuovi nati, diciamo così. Esatto. Che è una trasformazione, un'evoluzione del bonus bebè o una continuazione? Diciamo che anche per quest'anno appunto la finanziaria ha previsto come incentivo alle nascite questo bonus per le nuove nascite, o dà l'opportunità alle famiglie che adottano anche dei bambini di poter ricevere un contributo come una tantum pari a 1.000 euro. Chi può ricevere naturalmente questo bonus sono tutte appunto le persone che hanno avuto dei bebè nel 2025 o le persone appunto che hanno preso in adozione dei bambini. Il contributo deve essere richiesto entro 60 giorni dal momento in cui o nasce il bebè o il bambino entra a far parte della famiglia. Quindi viene adottato. Viene diciamo adottato, così, nel caso esattamente. Ci sono naturalmente dei requisiti. Questi requisiti... Come sempre i requisiti sono una sorta di rompicapo, no? Sì, ci sono dei requisiti che nel caso di specie sarebbero per tutte le famiglie che hanno la residenza, quindi la nazionalità italiana, o quantomeno siano cittadini europei, quindi che abbiano dei permessi di soggiorno o che abbiano dei permessi di lavoro superiori a 6 mesi per poter lavorare all'interno appunto della nostra nazione. Devono avere quindi la residenza in Italia e il reddito ISEE non superiore ai 40.000 euro.
Ok, quindi questo è già un paletto che viene... sono Diciamo- due paletti, no? È quello della residenza in Italia e quello dell'ISEE che non deve superare il tetto, non deve andare E oltre il paletto 40. più importante è quello di avere un bebè. Ah, beh, quella è una condizione, una condizio sine qua non, dicevano i latini, no? Assolutamente. Allora, io le chiedo, chi può fare questa richiesta? Papà, mamma? Possono fare le famiglie in generale, quindi che, come ripeto, abbiano rientrano in questi requisiti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di avere la residenza e la cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno, quindi anche per i cittadini stranieri che lavorano in Italia o abbiano il permesso di soggiorno. Allora, a proposito sempre di bonus, quest'anno, in questa finanziaria, ce n'è uno che è sperimentale. Sì. Cosiddetto bonus per gli anziani. In realtà non si chiama così tecnicamente. Non è proprio bonus per anziani, perché ci sono diversi bonus per anziani, però sarebbe, diciamo, un argomento abbastanza complicato Una o lungo. prestazione universale, Diciamo, possiamo dire? In questo caso, in fase sperimentale per il 2025 è stata prevista questa, diciamo, prestazione universale. Che è biennale per adesso, c'è un'introduzione soltanto 25 e 26. Essendo appunto un esperimento, sì. Diciamo, per il momento è stato congegnato dall'1 gennaio del 2025 al 31 dicembre del 2026. È rivolto a tutte le persone che abbiano o compiuto gli 80 anni o superato gli 80 anni, ma che abbiano delle gravi patologie e che purtroppo, ahimè, usufruiscono dell'indennità di accompagnamento. Quindi non sono autosufficienti? No, quindi diciamo che è visto come un incentivo per poter sostenere, diciamo, le spese di cura o gestione che le persone non autosufficienti appunto sostengono necessitano e quindi hanno bisogno di... A proposito di questo, le volevo chiedere, poi magari entriamo nello specifico, in qualche particolare se riusciamo chiaramente. Ovviamente il fatto che siano necessarie queste condizioni così gravi esclude dal beneficio una platea piuttosto vasta, perché restringe chiaramente i casi. Sì, in questo caso... E poi è complicato perché ho capito che bisogna fare un aggiornamento costante di queste condizioni. Nel caso di specie, come lei ha ben detto, ci sono delle clausole che sono molto restrittive, quindi non tutti gli over 80 possono usufruire di questo, diciamo, di questa prestazione universale. Quindi devono essere delle gravissime patologie naturalmente riconosciute che in fase di presentazione della domanda naturalmente il soggetto deve presentare tutta quella che è la sua situazione sanitaria, le sue patologie e quant'altro, e poi sarà l'istituto, l'INPS, a provvedere al riconoscimento di questo contributo e nel caso in cui spettasse appunto viene elargito. In questo caso come funziona? È aperto a tutti i soggetti, appunto, come dicevamo prima, che abbiano compiuto gli 80 anni di età o superati gli 80 anni, che abbiano queste gravissime patologie. E questo contributo, diciamo che assorbe un po' l'indennità di accompagnamento. Diciamo che si ha la possibilità di il soggetto naturalmente che ha queste gravi patologie può presentare la richiesta tramite il portale dell'INPS nella sezione appunto decreto anziani prestazione universale, e al riconoscimento della patologia l'INPS dal mese successivo, anzi dal momento in cui ha presentato la domanda, la richiesta, elargirà, diciamo, questo ulteriore bonus che è pari ad oggi a 850 euro al mese, appunto per il sostentamento di queste spese occorrenti alle cure necessarie per pagare magari la persona che assiste. E c'è una quota fissa anche. La quota fissa sono questi 850 euro in più che vengono elargiti sino al 31 dicembre del 2026.
Diciamo che è partito dall'1 gennaio del 2025, però chi fa presente la domanda oggi non ha diritto dal gennaio del 2025, ma dal momento in cui presenta la domanda sino alla scadenza del Diciamo termine. che non è retroattiva allora, ecco. No, la domanda, diciamo, la richiesta, anzi l'erogazione della somma non è retroattiva. Ci sono particolari condizioni economiche anche? Sì, anche in questo caso si devono rispettare determinate condizioni. Qui si ha bisogno di un ISEE, quindi un documento economico che attesta la solidità economica della persona, che deve essere pari o inferiore ai 6.000 euro annui. Quindi estremamente basso. Estremamente basso. Naturalmente il soggetto, cioè i requisiti sono appunto i tre fondamentali, sono il riconoscimento della patologia, molto grave, un ISEE inferiore o non superiore ai 6.000 euro e naturalmente la persona deve avere ad oggi l'indennità di accompagnamento già riconosciuta. E quindi insomma anche questa è un'altra condizione per cui per poter usufruire di questo non è per tutti. Non è assolutamente per tutti. Allora, abbiamo cercato di chiarire. Ci sono altri bonus nella finanziaria? Ci sono altri bonus, dottore, però è troppo complicato. È un po' complicato perché ci sono sempre per le persone anziane ci sono dei bonus che sono anche a livello regionale, quindi regione per regione dà l'opportunità di avere diversificazione. L'esenzione dei biglietti per l'utilizzo dei mezzi pubblici o diciamo, la riduzione della Tari o la riduzione dei contributi che si pagano quando si va alla posta a pagare i bollettini postali, però ripeto apriremo diciamo, un discorso abbastanza lungo, assolutamente. Allora, grazie intanto per essere stato con noi anche in questo giorno di festa al dottore Giuseppe Caudullo, commercialista, che ci ha spiegato un po' come funzionano il bonus nuovi nati, il bonus bebè, diciamo così, e poi il bonus per le persone over 80, da 80 e più avanti avere compiuto gli 80 anni, prestazione universale per le persone che però soffrono di gravissime patologie, quindi hanno bisogno davvero di una persona, di un sostegno non solo economico ma anche di qualcuno che li accudisca. Grazie. Sono io che ringrazio lei e naturalmente tutti i vostri telespettatori. Grazie a lei. Noi ci fermiamo, facciamo una breve sosta, vedo già il primo collegamento pronto della mattinata. Fra poco andremo a Palermo per parlare proprio del 25 aprile con Marco Gullà. Fra pochissimo, restate con noi. Rieccoci di nuovo insieme. Allora, 25 aprile, la festa della liberazione, cominciamo i nostri collegamenti, le nostre finestre su tre città stamattina. Siamo a Palermo intanto con Marco Gullà. Buongiorno Marco, con te c'è anche un ospite, c'è Angela Biondi che è la segretaria confederale della CGIL Sicilia. Buongiorno. Buongiorno Angelo, sì, infatti ci troviamo al Giardino Inglese, una delle tappe di questa giornata del 25 aprile appunto a Palermo. Sono con Angela Biondi, un pilastro appunto della CGIL in Sicilia. Parlando poc'anzi, dicevamo di quanto è importante la giornata di oggi, non tanto perché è l'80° anniversario della appunto liberazione, ma proprio per il tema in sé. Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, è importante, ovviamente è molto importante l'80°, però ciò che è più importante è il significato di oggi. Noi oggi ricordiamo, come ogni anno, il sacrificio che tanti uomini e donne di questo paese hanno fatto con la propria vita, o fosse altro con la propria giovinezza, per conquistare una democrazia, cioè per liberarsi dal nazifascismo, quindi dall'oppressione dittatoriale che c'era in questo paese, e riconquistare dei diritti di libertà, solidarietà, inclusione, che poi sono alla base della nostra Costituzione. Cioè la nostra Costituzione nasce esattamente da queste lotte, da questi principi, e sappiamo che è una delle più belle Costituzioni del mondo e dobbiamo difendercela, anzi dobbiamo seriamente iniziare ad applicarla. Io direi anche che
probabilmente è insomma, una festa assolutamente significativa, importante, però in Italia forse ancora tutti hanno capito davvero l'importanza di questa festa, Angela. Non sono totalmente d'accordo. Io credo che invece oggi siamo di fronte a una riscrittura della storia, cioè siamo di fronte a un pensiero che invece vuole riscrivere il significato delle cose e vuole portare la gente a disconoscere questi valori attraverso il disconoscimento dell'importanza di questa giornata, perché meno le persone sentono il bisogno di avere, come dire, inclusione, lo dicevamo prima, solidarietà, diritti, lavoro, meno protestano, e quindi questo è chiaro che passa da una riscrittura della storia e del suo significato. Angelo, se permetti, Angela ha affrontato un tema, ha parlato di lavoro, e fra qualche giorno sarà il 1° maggio, un 1° maggio iconico, ci sarà in 2 tappe in Sicilia, a Castelbraccia, dove quasi un anno fa sono morti 5 operai che stavano appunto lavorando ad una fognatura praticamente, lo ricordiamo tutti, quel tragico evento, e poi anche a Portella. Quindi in tema di lavoro però ancora ci sono troppi morti, l'ultimo proprio a Belpasso, nel Catanese, qualche giorno fa. Sì, questa è una tragedia senza fine perché non si vede un reale interesse a porre fine a questa tragedia immane. Solo dall'inizio dell'anno in Sicilia siamo più di 80 i morti sul lavoro. Non è possibile. Bisogna che le persone abbiano la certezza di uscire da casa, ma soprattutto di ritornare, di lavorare in condizioni di salute e di sicurezza, perché l'altro aspetto non sono soltanto i morti, ma sono tutta quella condizione in cui la salute è seriamente messa in discussione da condizioni precarie, ma soprattutto da un'organizzazione del lavoro, a partire dalla filiera degli appalti con i subappalti e i subappalti, che scarica sui lavoratori i costi e che è l'ultimo dei problemi dalla capofila a scendere è esattamente la salute e quindi la sicurezza dei lavoratori. E quando la salute è messa seriamente in discussione, è chiaro che poi si arriva anche alla sicurezza, cioè alle morti sul lavoro. Ragione per cui uno dei referendum che propone la CGIL, vediamo anche la maglietta, vedrà 5 sì. Uno dei referendum appunto è quello sulla sicurezza, è quello che vuole rimettere in capo alla stazione appaltante la responsabilità di tutta la sua filiera, perché se dai un lavoro in appalto devi rispondere tu, stazione appaltante, della salute dei lavoratori fino all'ultimo anello. E badate, la stazione appaltante spesso è una stazione appaltante del pubblico, è lo Stato che non si può girare da un'altra parte, non soltanto perché ci sono i morti, ripeto, anche per una questione di salute. Ci sono anche gli incidenti, di cui quelli dannosi, permanenti, quelli che creano danno alle persone in modo permanente, e non è possibile che si crei una condizione di profitto sulla pelle delle persone. Angelo, sì, io volevo semplicemente chiudere con Palermo per dire che il corteo comincia alle 9:30, se non... No, alle 9:30 lo vedete anche dalle immagini, siamo poi al Giardino Inglese, ci sarà la commemorazione, sì. Poi alle 10:15 invece il corteo che raggiungerà il Teatro Massimo con degli interventi interventi finali. Grazie. Oggi è il 25 aprile e allora cerchiamo di capire qual è la situazione in questo momento nelle diverse piazze della nostra regione. Adesso andiamo a Messina, dove per noi c'è Francesco Triolo. Buongiorno Francesco, anche a te. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Mi trovo in un luogo storico
di Messina, perché da qui partirà intanto una delle prime iniziative previste per questo 25 aprile, che è la pedalata resistente. Ma è un luogo storico perché alle mie spalle potete vedere quella che è la Galleria Santa Marta. Adesso è chiusa, ma è lo storico bunker dove andavano a rifugiarsi i messinesi durante i bombardamenti della Grande Guerra. Da qui con Santino Cannavò, che è il referente della WISP di Messina, insieme a tante altre associazioni, si è deciso di partire per questa pedalata resistente in questo giorno, Santino, che rappresenta un po' un giorno importante per anche la memoria di una città come Messina. Senz'altro è un giorno importante, rappresenta la memoria della città di Messina, ma non solo, perché il tema della liberazione, quindi questa pedalata resistente è rievocativa di quello che è stato l'azione di molte persone che ci hanno permesso di avere oggi la libertà, anche attraverso il tema della bicicletta. Noi stiamo legando molto questa pedalata perché durante il periodo della liberazione le biciclette e chi andava in bicicletta era spesse volte una staffetta, e quindi aveva in questo gesto semplice, cioè l'andare in bicicletta per recarsi alla vita quotidiana ai luoghi di lavoro, ma nel frattempo portava messaggi per le brigate partigiane, quindi univa, diciamo, l'aspetto della bicicletta come mezzo di trasporto a questo concetto di partecipazione collettiva per la liberazione dell'Italia. Quindi ecco, la giornata rievocativa in questo senso. È vero, questo è siamo davanti a una galleria che veniva utilizzata come galleria di soccorso quando c'erano i bombardamenti. Essere fuori è libertà. Angelo, l'iniziativa, la pedalata partirà, è prevista intorno alle 9:30, sarà un giro per la città con delle soste nei luoghi dove c'è il ricordo della lotta partigiana. Francesco, ti chiedo scusa, allora ci fermiamo appena un momento, resta lì perché poi collegheremo anche Catania. Tu resta comunque in collegamento da Messina, facciamo una breve sosta, torniamo fra pochissimo. Rieccoci di nuovo insieme, allora andiamo a Catania, semplicemente per un saluto intanto a Edoardo Sergi, alla sua ospite. Buongiorno Edoardo. Sì, buongiorno Angelo, siamo quasi pronti, diciamo, per l'inizio delle celebrazioni. Sono con Pina Valella, che è il presidente provinciale dell'ANPI di Catania, l'associazione dei partigiani. A breve inizierà, vedete alle nostre spalle che già è posta la corona d'alloro, e arriverà a breve anche il prefetto. Un saluto da Pina Valella, giornata ovviamente importantissima per ricordare. Assolutamente sì, oggi ricorre l'80° della liberazione. Noi siamo molto sobriamente felici, appassionati, felici di questa giornata, perché è una giornata che ricorda sia coloro che ci hanno restituito questa libertà, quindi le partigiane e i partigiani resistenti, ma ricorda anche che dal 25 aprile in poi è nata la Repubblica Italiana, è tornata la libertà, siamo stati liberati dal nazifascismo, abbiamo incominciato a parlare di pace in Europa, di pace nel mondo, e soprattutto è nata la nostra bellissima e meravigliosa Costituzione, che parla di diritti sociali, di diritti umani, di rinuncia e ripudio della guerra, e parla soprattutto di pace e di democrazia. Quindi Edoardo, è una giornata importante. Siamo emozionati, sobriamente emozionati. Sì, Angelo. Allora, io vedo già alle tue spalle c'è un po' di movimento, ho visto anche il questore di Catania che è arrivato, sono arrivate anche altre autorità e quindi ci siamo quasi. Chiedo ovviamente al nostro Angelo Pandolfo di poter magari darci le riprese diciamo un po' più da vicino di quanto accade con la cerimonia. Sta iniziando in questo momento, allora vedo se con le immagini possiamo accompagnarvi per quello che sta succedendo, quello che accade. In questo momento siamo a Catania, siamo al comune di Catania, nell'atrio proprio del comune. Si spostano davanti alle telecamere e quindi comincia, diciamo, la cerimonia. Arriva anche il prefetto di Catania, la dottoressa Librizzi, e quindi ci siamo proprio. Questo è il momento in cui, diciamo, a Catania, il momento in cui iniziano le celebrazioni
E fra poco poi vi racconteremo anche quello che comporterà oggi questa giornata, quali saranno gli altri momenti. Vedete il prefetto che sta sostando davanti alla corona di alloro, sono le autorità anche ecclesiastiche, una cerimonia molto sentita. C'è anche il vice sindaco accanto al prefetto, quindi ci siamo proprio, si sta svolgendo in questo momento la deposizione della corona di alloro. Queste sono le immagini che arrivano in diretta, lo ripetiamo, proprio da Catania, nell'atrio del comune di Catania. State vedendo autorità civili, anche militari, anche religiose questa mattina, per l'appunto, per commemorare il 25 aprile, una giornata di memoria vissuta in modo particolare. Più volte abbiamo sentito per l'appunto Pina Palella, presidente dell'ANPI di Catania, sottolineare il fatto che tutto si svolge in maniera sobria, in qualche modo, riprendendo anche le parole del ministro Musumeci. Poi ci saranno altri momenti, fra poco noi ve li racconteremo, ve li anticiperemo e andremo fra non molto, oltre che a Catania, anche di nuovo a Messina dal nostro Francesco Triolo. Sentiamo anche l'audio che arriva, per l'appunto, diverse le manifestazioni, diversi gli appuntamenti. Oggi in mattinata il corteo partirà dal Fortino, da piazza Palestro, attraverserà il centro storico per raggiungere poi Piazza dei Libri nei pressi del Castello Ursino. Sarà un momento anche questo di partecipazione collettiva, un momento semplice ma significativo, in cui chiaramente sia le associazioni, ecco la benedizione in questo momento della corona di alloro a Catania per il 25 di aprile, in prima fila per l'appunto il prefetto di Catania. Diciamo, un momento importante anche per lei, che fra qualche giorno per l'appunto saluterà la città di Catania, chiuderà la sua diciamo, esperienza a Catania, ma chiuderà comunque la sua carriera anche da prefetto, andrà in pensione. Momento, avete visto, di grande raccoglimento. Adesso sentiamo qualche momento anche le note del silenzio. Avete sentito per l'appunto le note del silenzio. Direi adesso di rientrare di nuovo in studio. Fra poco torneremo di nuovo a Catania. Vado a sentire nuovamente Francesco Triolo a Messina. Recuperiamo la postazione anche dunque al comune. Francesco, torno da te, ci racconti brevemente ancora per qualche momento cosa succede a Messina in questa giornata? Sì, Angelo, la prima iniziativa di queste celebrazioni è questa qui da dove ci troviamo noi, della pedalata resistente, che toccherà in tutta la città i punti più simbolici della lotta dei partigiani. Poi alle 10 in piazza Municipio ci sarà la commemorazione ufficiale al monumento dei caduti, con tutte le istituzioni e le autorità, quindi subito dopo l'arrivo proprio della pedalata resistente. Come ti dicevo, siamo di fronte, se tu vuoi, un accenno anche storico a questo bunker che esisteva qui. Accanto a me c'è il professore Giuseppe Restifo, che è uno storico, detto Peppino, dell'associazione Partigiani. Sì. Da lui ci possiamo fare spiegare il significato di questa pedalata, ma soprattutto che cosa rappresenta la festa della liberazione per una città come Messina. Abbiamo sentito Catania, abbiamo sentito Palermo. La pedalata intanto vuole sottolineare
la presenza di tante donne nella resistenza, delle famose staffette partigiane. Il mezzo di locomozione era appunto la bicicletta e poi c'erano i cestini nelle biciclette dove le donne mettevano il pane per i partigiani, portavano anche messaggi e quindi la bicicletta è un elemento della resistenza fondamentale, bellissimo. Francesco, ti chiedo scusa, andiamo a Catania. Andiamo a Catania, sì. siamo con il prefetto, allora andiamo a sentire subito Edoardo Sergi. Sì, sono con Sua Eccellenza, ovviamente per una giornata importantissima, il ricordo è sempre una cosa importante e soprattutto quest'anno che sono delle celebrazioni sobrie ma è l'80°. Sì, oggi chiaramente siamo con gli occhi e col cuore rivolti a Papa Francesco. Celebriamo l'80° anniversario, una data importante, ma soprattutto è il riconoscimento che dobbiamo a tutti coloro che hanno perso la vita, uomini e donne che hanno perso la vita perché oggi noi potessimo vivere in uno Stato democratico. Ed è importante che questo messaggio e che questi valori vengano fatti proprio dai giovani, dai ragazzi, perché devono continuare ed evitare purtroppo quello che stiamo vivendo di guerre che portano poi sostanzialmente ad altri morti e a situazioni di perdita della libertà. Quindi è importante ricordare tutti e fare tesoro di quelli che sono gli errori del passato per evitare che si ripeti. Grazie al prefetto di Catania. Ora noi recuperiamo Pina Palella che è alle nostre spalle, perché Grazie, allora Edoardo, andiamo ha sottolineato il momento. Sì, andiamo vai, Angelo. a Messina, nel frattempo troveremo anche di nuovo Pina Palella. Andiamo a chiudere con Messina, andiamo da Francesco. Sì, professore, parlavamo della pedalata resistenza. Ci spiega quali sono i luoghi brevemente dove ci si fermerà e che cosa significano? Sì, intanto il primo luogo è questo che si vede qua alle nostre spalle ed è la Galleria Santa Marta. Questa galleria è stata costruita nel 1938 per mettere in collegamento via Tommaso Cannizzaro e via Santa Marta, appunto. Poi nel 1943 invece diventò un rifugio rispetto ai bombardamenti. C'è una bellissima targa un po' nascosta sulla sinistra, messa dal comune di Messina, che dice contro ogni guerra, perché è stato questo un luogo di sofferenza incredibile. Poi ci sarà una fermata a Piazza Losardo, al cimitero, sempre per Losardo. Sì. No, volevo solo aggiungere che immaginate la gente che sta nei cantinati in Ucraina, immaginate la gente che sta nelle gallerie di Gaza. Ecco, i messinesi questa esperienza l'hanno fatta stando appunto in questa galleria. Grazie. Quindi diciamo... Ok, giustamente. Angelo, ti dicevo, appuntamento con la manifestazione, con la cerimonia ufficiale, con le autorità intorno alle 10 al Piazza Unione Europea. Grazie molto bene, salutiamo anche Francesco Triolo, torniamo a Catania da Edoardo Sergi con Pina Palella, abbiamo pochi momenti, 1 minuto e mezzo da qui alla fine del collegamento, quindi dobbiamo correre, siamo velocissimi. Edoardo. Sì, rapidamente, intanto ti chiedo, hai detto 2 volte sobrietà, perché sobrietà? Il ministro Musumeci sappiamo che ha chiesto queste celebrazioni, non entriamo nella polemica, però penso che hai un'idea un po' diversa, no? Sì, ho assolutamente un'idea diversa. Il 25 aprile è festa della liberazione, cosa intende il ministro per sobrietà? Lo possiamo solo immaginare, noi siamo orgogliosi di festeggiare il 25 aprile che consideriamo una giornata condivisa, nazionale, perché alla liberazione parteciparono tutti, credenti, non credenti, sacerdoti, donne, uomini, operai e di qualsiasi fede politica, naturalmente non parteciparono i fascisti. Quindi diciamo oggi che la festa è la festa di tutti. Se per sobrietà richiami i funerali e quindi la morte di Papa Francesco, noi onoriamo Papa Francesco, lo sentiamo vicino a noi, perché il Papa ha parlato di pace, ha parlato di attenzione agli umili, alle fasce sociali più deboli,
deboli, ha detto di rifiuto, ha rigettato il rifiuto delle armi, quindi quale migliore occasione per onorare anche Papa Francesco, per credenti e non credenti. Quindi l'aggettivo sobrio ci è sembrato eccessivo, così come impedire o evitare alcune cerimonie da parte di dirigenti nazionali culturali, parlo ad esempio al Ministero della Cultura, ad esempio negli archivi di Stato di tutta Italia, che ricordavano la Resistenza. Ecco, questo è il sobrio che non capiamo assolutamente. Ma rapidamente, come festeggiamo oggi a Catania? Ci sono tante iniziative. Sì, ci sono tante iniziative, a partire da questa mattina il corteo, nel pomeriggio avremo all'Accademia di Belle Arti di Catania l'inaugurazione di una mostra fatta dagli studenti e le studentesse con la presenza di 2 cori, il coro dell'Accademia, un coro e il coro scatenato che canterà i canti della Resistenza, i canti partigiani, ma i canti di dolore e di pace di tutte quelle fasce storiche fin quasi ai nostri giorni che hanno lottato per la libertà e la democrazia. Quale giornata più bella? Invece purtroppo sono stati annullati alcuni eventi perché i 5 giorni di lutto hanno fatto sì che alcune amministrazioni posticipassero degli eventi, ma li rifaremo a partire da domenica 27 ad Aci Sant'Antonio. Ampi altre associazioni col comune di Aci Sant'Antonio ha una bellissima iniziativa tra canti, riflessioni, musiche partigiane, e poi Caltagirone che è stata spostata al 2 giugno. Grazie. Insomma, allora Edoardo, Angelo, dobbiamo correre, grazie a te, grazie per il contributo anche di Pina Palella. Adesso ci fermiamo, chiudiamo la pagina dedicata al 25 aprile oggi a Buongiorno Sicilia. Fra poco saremo invece con Marco Amato, intanto sono le pillole dell'almanacco, fra pochissimo. Il 25 aprile è ovviamente la festa della liberazione. Questa data simbolica segna la fine dell'occupazione nazista e il crollo del regime fascista. Istituita ufficialmente nel 1949, la festa della liberazione è un tributo alla resistenza e alla lotta partigiana, celebrata con manifestazioni in tutta Italia e con il solenne omaggio al milite ignoto a Roma. Ma quando ha avuto inizio la vita sulla Terra? Si ritiene che abbia avuto inizio 4 miliardi di anni fa, quando il pianeta aveva soltanto mezzo miliardo di anni. In precedenza la Terra era troppo calda e non vi era acqua allo stato liquido. Inoltre, se pensiamo alle grandezze relative, possiamo immaginare che la crosta terrestre, rispetto alla Terra, ha lo stesso spessore della buccia della mela rispetto alla mela stessa. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora andiamo da Marco Amato. Buongiorno, ben trovato, buon 25 aprile anche a te, buon caffè. Buongiorno Sicilia e viva la libertà. Allora, oggi una giornata molto particolare, lo dicono anche gli astri, perché in questo 25 aprile avremo un fine settimana decisamente molto importante. La bella Venere si congiunge a Saturno e anche alla Luna, il che significa che le emozioni e la ricerca del bello sono tutte volte ad una ricerca razionale e oggettiva. Dare un senso strutturato e pratico al bello, al benessere, è proprio il compito di questi 3 pianeti, che peraltro formano un bel punto di talete proprio sull'opposizione Marte-Plutone. Cosa accade quindi nello zodiaco? L'Ariete dà un senso nuovo agli affetti e quindi finalmente riesce a strutturare in amore qualcosa di solido e concreto. I Toro, che di struttura ne sanno abbastanza, sono sempre più convinti di voler cambiare qualcosa nella loro vita e dare quello slancio vitale che serve a farli stare bene. I Gemelli, assolutamente compatibili con questa Venere in Ariete, si divertono un po', mentre il Cancro con la Luna si fa riflessivo. Il Leone tenta assolutamente di essere accomodante e diplomatico e di fare riflettere anche il partner su qualcosa di più morbido e meno aggressivo. La Vergine è assolutamente più compresa filosoficamente in questi concetti, ma oggi è riposo per questo segno zodiacale dopo una serie di fatiche e cose che non sono andate troppo bene. Bilancia, tutto questo è quasi in opposizione a voi, per cui
una scelta, un bivio o scegliere una strada che abbia un'etica superiore al solito. Scorpione, per voi oggi è una giornata da dedicare alla famiglia, agli affetti, anche un po' di ritiro, meno filosofia ma assolutamente più benessere. Sagittario, per voi oggi è una giornata di fuga, una giornata bellissima di divertimento e una bella Venere di Trigono, che volere di più. Capricorno, per voi la solidità di questi concetti è assolutamente quello che fa di voi i vincenti dello zodiaco in termini strutturali. Oggi potrete concedervi qualcosa di più e anche in amore sarete più generosi. Acquario, una giornata oggi all'insegna proprio della libertà e delle vostre idee assolutamente rivoluzionarie. Il vostro compito per oggi sarà quello di essere di ispirazione per chi amate e nel vostro lavoro. Pesci, una giornata oggi per voi molto empatica, con una luna che trasporta le vostre emozioni in azione. Oggi finalmente riuscirete a staccare un po' per dedicarvi veramente agli affetti che volete. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e auguri a tutti quelli che portano il mio nome. Viva San Marco, buongiorno. Grazie a te, auguri anche a te. Allora, grazie Marco. Adesso noi ci ritroviamo con te ovviamente lunedì, perché riprenderemo lunedì Buongiorno Sicilia. Andiamo da Lorena per altre notizie dai quotidiani. Sì, chiudiamo con questa notizia su un film dedicato a Francesca e Giovanni. Loro sono Francesca Morvillo e Giovanni Falconi, una storia d'amore e di mafia. E il film è girato dai registi Tognazzi e Izzo, che vuole colmare un po' una lacuna, quella su Francesca Morvillo, considerata soltanto la moglie di Falconi, interpretata dalla nostra Ester Pantano, mentre Falconi è Primo Reggiano. Morvillo, che era un magistrato, sostituto procuratore del Tribunale dei Minori, dove lotta contro un sistema giudiziario retrogrado, che poi incontra l'incontro più importante della sua vita, quello con Falcone, un rapporto d'amore ma anche di totale condivisione che li vedrà uniti fino agli ultimi istanti delle loro vite. Francesca, racconta Simona Izzo, è stata vicinissima al marito, l'ha consigliato, gli correggeva le stanze, i verbali, ha condiviso tutto con lui, l'amore e gli ideali. Raccontarla è una sfida, è un privilegio, il nostro è un omaggio a lei e al suo coraggio. Appunto Felice Cavallaro sottolinea il tentativo di colmare una lacuna, perché si parla sempre della strage di Capaci, senza dire che Francesca Morvillo era un magistrato, figlia di magistrato, una donna che aveva davanti una grande carriera. Nel descriverla, racconta Felice Cavallaro, non abbiamo inventato proprio nulla. Grazie Lorena, ci fermiamo qui per quanto riguarda anche gli aggiornamenti dai quotidiani per Buongiorno Sicilia. Noi come sempre anche oggi ci lasciamo in musica, lo facciamo con Massimo Di Cataldo, un omaggio alla sua canzone con la quale partecipò nel 96 al Festival di Sanremo, Se adesso te ne vai. Grazie a tutti ancora una volta.